frattempo partiamo con l'evento del World Wide Club, che ci andiamo magari a prendere queste 50 monete ulteriori che ci serviranno per spacchettare anche dopo. Scegliamo la nostra squadra, chissà quale squadra sceglieremo. Benissimo, ovviamente Napoli, e rientriamo nell'evento del World Wide Club. Punti minimi 1, massimo numero di partite 3. Partiamo subito e vediamo che cosa riusciamo a fare. Il portiere, tra l'altro, è stato aggiunto esatto l'abilità giocatore, che dopo ci andremo un attimo a capire. Forte praticamente. Vediamo, forse ci fa iniziare. Si parte, Osimhen, chissà, Schelia, Kvaratskhelia, vede, fantastico per Zelinski, attenzione, Elmas, Maron, calcio d'angolo, fantastico, Rrahmani, perdiamo palla, mamma mia Meret, anticipato, c'è l'opportunità per il contropiede, stava per nascere qualcosa di fantastico, e intanto il Manchester fa una grande ripartenza, chiuso da Meret. Attenzione Kim, porca puttana Grealish, entrano un po' duri, la palla è buona, non è fuori gioco, e Meret, fantastica palla del Ciuchi, Kvaratskhelia, il cross in mezzo, Osimhen di testa, la parata di Ederson Moraes, da fare, attenzione Anghissà, una fase un po' confusa, però c'è il Ciuchi, lo zano altero, la parata, e poi gol di Elmas, o autogol, non lo so, Poli con deviazione spaventosa, ma portiamo a casa un gran bel gol. Prova, credibile dribbling di Kvara, cross di Kvara, porca troia Kvara, prova ad andare dentro da Elmas, finisce il primo tempo, adesso inizia il secondo tempo, Haaland, perfetto, ripartiamo, ma alla fine Mario Rui il maestro, Kvaratskhelia dentro per Osimhen, fantastica palla per Osimhen, oh sì, man! 2-0, Victor Osimhen, spaventosa palla di Kvaratskhelia che lancia Osimhen da solo, Zielinski, Kvaratskhelia va dentro, calcio spettacolo, Zielo dentro per Kvaratskhelia, palo ma fuori gioco, può fare la differenza negli ultimi 30 metri con i suoi assi. Andiamo a chiudere, stanno provando ad attaccare giustamente Gundogan, Haaland, porca troia, accorciano subito, vabbè. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Ma non ho parole. Ah, 2 tiri, ma stiamo scherzando, Zano, abbiamo preso una brutta batosta, ma proviamo a rialzarci, il Ciuchi per Elmas, e perde palla, attenzione Kim, Rrahmani no, rigore, sapevo, once può finire da sto gioco e merda, e ora c'è il rischio di rovinare la loro partita, e c'è la grande occasione dal dischetto per passare in vantaggio. ma porca troia, non ho parole, voglio. Non ho parole, veramente. Andiamo Di Lorenzo sulla fascia. Di Lorenzo, il cross di Lorenzo, c'è Osimhen. Kvaratskhelia di testa, che cazzo ha preso quello? Che cazzo ha preso? Nuovo fischio. L'arbitro ha già guardato l'orologio ed è fischio finale. Non ci posso mai credere, voglio. Va bene così, andiamo alla prossima. Ci serve un punto di merda, cioè. Troppo. Napoli-Barcellona, sì, a me che cazzo. Sì, vabbè. Pensiamo a Napoli-Barça, ci serve il solito punto di merda di superare la prima sfida. Farlo in 2 partite sarebbe veramente un peccato. Enzo dentro per Kvaratskhelia, si gira Kvaratskhelia, al tiro di Kvaratskhelia, Ter Stegen, gravissimo di Rrahmani, deve provare a chiudere Kim su Lewandowski e invece non ci riesce, ma chiude
Porco Dio, non chiude Rachmani. Buca Rachmani e poi, mamma mia, miracolo di Collini su Lewandowski. Cross di Jordi Alba. Rachmani mette fuori. Poi Di Lorenzo sbaglia. Di Lorenzo e poi Gollini. Anghissà. Vada Osimhen. Si gira Osimhen dentro per il Chucky Lozano che penetra. Il Chucky Lozano. Tempo. Come va? Come lo trovi questo gameplay? Di finire questo evento e poi spacchettare pure un po', quindi comunque non ti avrei potuto il fatto del crossplay e che ho anche amici che giocano e chiaramente vogliono fare le partite contro, ma non posso farlo. Che riesce a metterla giù, vede il Chucky Lozano, grandissima azione, cross di Lozano, check VAR, ma che cazzo ha preso? Si fanno cagare perché dovevano uscire per forza. Attenzione Osimhen, Di Lorenzo, ancora Ter Stegen. Fallo, giustamente. Dove ci stanno un po' schiacciando. Attenzione. Porco Dio. Proviamo ad andare, ma perdiamo palla. Come ho sempre riconosciuto quando la Juve ha dominato, la Juve era... No, ma che cazzo. Gran parata di Gollini. Finisce qui. Perdiamo 1-0 la seconda, porca troia. E va bene così. Che prima era... Per carità, aveva cioè quando c'hai i fenomeni diventa tutto più facile. Qui ci dobbiamo fare la terza partita per altri motivi. Tanto partiamo contro il Bayern. Cross verso Osimhen che la restituisce praticamente a Rui. Di Lorenzo lo botta, prova la bomba. Stiamo mancando un po' negli ultimi passaggi, Grande Meret. Finisce il primo tempo 1-0. 1-0, 0-0. Palle alla porta, cioè non la cercano proprio la profondità spesso, la cercano solo sugli esterni. E quindi per lui diventa... Per Zielinski. Si gira Osimhen! La parata di Sommer. Palla di nuovo per il Chucky. Se ne va il Chucky. Cross di Lozano. C'è Osimhen! Fuori di poco. Per Lozano. Gran recupero di Lozano. Attenzione, Kvaratskhelia! Mamma mia, che cazzo di gol. Però Mario a me mi fa variare. Cioè, io lo amo. Cioè, lo amo proprio. È sempre, capito? Cioè, ti va a prendere le questioni. Cioè, pure tipo con Ibrahimovic si andrebbe a prendere una questione alla. Cioè, se va a test proprio. Cioè, Mario, attenzione! Mamma mia! Ehi, Marettiello. Ah no, pensavo era abbandonato. Tantissimo, ci ho sperato. Kvara, dribbling di Kvara, fallo. Ma recupera Zielinski che tira. Vorrei davvero, vedi? Un altro allenatore può essere che vedere al 100% se era lui il problema. Fra lo sai qual è il fatto? È che la Juve giocatori diversi li ha avuti. La Juve allenatori diversi li ha avuti. Solo che secondo me adesso ha abbandonato. Perfetto. Grazie. Così andiamo direttamente alla sfida 2 che andiamo avanti. La filosofia è come tutto. Non so come dirtelo. In realtà sono un po'... Mi rendo conto che non sono proprio chiaro, però spero che ci siamo capiti. Cioè, è come se la dirigenza stessa sia rimasta spaventata e dopo un solo anno, dove nonostante il Covid e tutto aveva vinto comunque il campionato, incredibile, che 8 milioni là, servono 3 punti per superare la sfida numero 2. Allora, ma guarda, quello dipende tutto da tante cose. Attenzione, Politano, cross di Politano, Osimhen, porco Dio. Mario Rui sulla barriera, attenzione Osimhen dentro per Kvaratskhelia. Maropa, non ci credo. Chissà, attenzione, palla per Osimhen dalla distanza, Courtois. Passata. Peccato. Vai Osi, vai. Politano, vede Osimhen. No, che Politano, il cross in mezzo, c'è Anghissà di testa, Courtois. Politano. Fine primo tempo 0-0. Fatticelo pure al fantacalcio, cioè non si discute. Chi Osimhen per Anghissà dentro per Politano a giro, niente. No. Cazzo di Courtois di merda, Attenzione Kvaratskhelia.
Kvaratskhelia per Politano, ancora niente, e poi Kvaratskhelia, ma che... Oh, vabbè, no, fra, no. Tutto alla perfezione. Zielinski va da Osimhen, poi ancora Osimhen. Dimmi che calcio d'angolo, no? Campioni non mi interessa, non li voglio, quindi per rendere anche un po' più divertente la cosa. Attenzione, Kvaratskhelia, Zielinski e vaffanculo, va. Porca troia. Sì, un altro che manco io ricordo. Tutto in via di sviluppo ancora, Grande Anghissà, attenzione Osimhen, dentro per Anghissà, palo rete di Frank Zambo Anghissà. Si vola 2-0, fermato. Ma mettere un po' il ciolito, ok. Allora, io fossi lui abbandonerei. Lancio quadrato, effettivamente lo detesto proprio. C'è lungo Alex, fantastico, bravo. Osimhen e finisce qui. Seconda sfida portata a casa. Comunque sfida 3 bloccata, 5 punti, ci servono 2 vittorie o una vittoria e 2 pareggi, però diciamo che 2 vittorie sarebbero il massimo, sempre. Proviamo a sto gioco infame, lo so, ma la dato Milan. Proviamo. E dare ai tifosi un buon motivo. Si parte. Partire Kvaratskhelia. Kvaratskhelia se ne va. Kvara dentro Osimhen. Traversa di Osimhen, ma dai. Per il Ciuchi Lozano che crossa in mezzo. Attenzione Kvaratskhelia. Zielinski, la rimpallo sul difensore. Che prova ad aprire. Oh, per Kvaratskhelia. Osimhen. Lozano, la parata. Osimhen. Attenzione a Lozano. Lozano cross in mezzo, c'è Anghissà. Che cazzo ha preso Tatarusano? Ma siamo seri? Brutta palla e prendiamo un gol assurdo. È molto rischioso. Se sbagli un passaggio così da azione reazione, questo vantaggio causerà. Zielinski, Osimhen, Zielinski, Kvaratskhelia e ancora Tatarusano, ma dai. Zielinski, Osimhen, Olivera. Fine primo tempo, 1-1. Va bene così, avanti Napoli. Osimhen. Larga Zielu per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, il cross di Kvaratskhelia, Osimhen. Ancora, palla fuori. Kotka, vedi Osimhen che entra. Osimhen si gira, Osimhen. La parata di Tatarusano. Schema con Zielinski. Arriva Di Lorenzo, salta Kvaratskhelia. Olivera, ancora Zielinski. Attenzione Zielu, Anghissà. Dentro per Osimhen, la parata ancora di Tatarusano. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Osimhen. Victor Osimhen 2-1. Bene così. Vantaggio direi anche meritato. Issa fa partire di nuovo Lozano. Lozano in contropiede. Lozano. Il cross di Lozano c'è. Oh, sì, me. La vittoria che ci serve. Attenzione, finisce qui. Finisce qui. Grande vittoria. La prima è andata. Se riusciamo a vincere anche la seconda di fila, ci portiamo a casa la terza sfida del World Wide Club. Il che sarebbe molto interessante perché ci permetterebbe di finire l'evento. Proviamoci. Che sarebbe un bel modo di chiudere questa live. Napoli-Milan per l'ennesima volta. Partiamo. Osimhen. E poi Osimhen per Lozano, dentro per Elmas. Spaventoso gol di Elmas. 1-0. Di Lorenzo cross e mezzo, dentro.
Se la cavano qui. Elmas Kvaratskhelia. Deviazione, calcio d'angolo. No, adesso sì. Fine primo tempo 1-0. Sarebbe molto interessante. Credo che il risultato rispecchi i valori visti. Ripartiamo. Ora palla il Milan. Attenzione, brutta palla, c'è Leao. Due volte ha visto la porta, Peccato. si è coordinato alla perfezione. Ah, gli arriva. No. Se ne va. Attenzione, può avanzare. Grande Meret. Grande Meret. E poi recupera palla. No. Ma dai. Deve cercare. Occhio al tiro. Ok. Vediamo se può capitalizzare. No, ma dai, ma dai, ma dai. Meno male, anch'essa. Brahim Diaz. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Prova la conclusione. Meret. Hernandez. Hernandez, cross in mezzo. Maronna santa. Ha avuto un ottimo Ah. con il passaggio. Ha la possibilità di andare verso la porta. Ecco il tiro. E Meret chiude la porta. Olivera. Osimhen. Osimhen. Allarga il gioco a destra. Entro per Lozano. Lozano. Forse l'ultima azione. Lozano, il cross in mezzo. C'è Osimhen. Osimhen. Pazzesco! Un gol che palla. Osimhen. Niente da fare per la difesa. Che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza Ah, successo. Pangu. però. È un pessimo cliente per. L'arbitro dice che può bastare. Erano chiamati a dimostrare il loro valore e hanno ottenuto quello che volevano. Che idee ti sei fatto sulla partita di oggi, Luca? Sì, hanno offerto una prestazione solida e di livello. Bene così. Terza sfida chiusa, ragazzi. World Wild Club portato a casa. 50 monete portate a casa. Finalmente. Bene così. Avanti Napoli. Ebbene ragazzi, purtroppo non riusciamo a farci una partita di campionato, ma semplicemente non riusciamo a farci una partita di campionato, ma semplicemente perché è un po' tardi, anche se comunque c'è la divisione 7 da affrontare, ma sono abbastanza stanco, è stata una live massacrante. Detto ciò, abbiamo una missione, adesso riscattiamo tutto ragazzi, noi ci vediamo se tutto va bene domani sera.